Paolo Pulina, vicepresidente e responsabile cultura della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, FASI. Con questo intervento voglio presentare il video che per conto della FASI viene realizzato per celebrare nel 2021 la ricorrenza de Sadiesa Sardigna in ricordo del 28 aprile 1794, che come sappiamo è la data che ha dato origine a questa ricorrenza. Già l'anno scorso, a causa della situazione pandemica, è stato possibile soltanto celebrare online un incontro che negli anni precedenti era sempre naturalmente fatto in presenza di molti partecipanti. Anche quest'anno si dovrà ricorrere a una formula di collegamento virtuale tra coloro che intendono, tra gli emigrati e non, seguire una serie di relazioni che sono il frutto della riflessione da parte di alcuni storici su questo avvenimento importante del 28 aprile 1794 all'interno del triennio rivoluzionario sardo 1793-1796. L'anno scorso sono stati raccolti testi poetici, preferibilmente sul tema della Sadiesa Sardigna, scritti in limba, di cui sono stati autori, poeti, appassionati o improvvisatori legati ai circoli FASI, tutti quanti desiderosi di celebrare quella che appunto si definisce poi la giornata del popolo sardo. Sono pervenuti allora anche brevi video musicali e racconti in limba. I contributi dei vari autori sono stati pubblicati e sono visionabili ancora oggi nel sito della FASI. Per Sadiesa Sardigna 2021, in una situazione sempre drammaticamente dominata dalla pandemia, il comitato esecutivo della FASI ha proposto di commemorare il 270° anniversario della nascita di Giovanni Maria Angioy, Bono 21 ottobre 1751, Parigi 22 febbraio 1808, che fu giudice della Reale Udienza a Cagliari e che guidò il movimento antifeudale sino alla sconfitta del 1796. Sono Paolo Pulina, vicepresidente e responsabile cultura della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. Vi leggo una mia relazione sul significato storico e il valore culturale che ha per gli emigrati la festa del popolo sardo, Sadiesa Sardigna. Leggo un mio testo in sardo logudorese, nella pronuncia che ho appreso nel mio paese di origine, Ploaghe. Sadiesa Sardigna, savvetta del suo popolo sardo, è cliccata e stabilita pro 28 di aprile da una legge della regione Sardigna del mese di Capitan 1993. In ammento del 28 di aprile 1794, diedesi storica di pacciada senza violenza, il cosiddetto scommiato, deso piemontesos da Sardigna, in su contesto deso mottos antifeudales del triennio rivoluzionario sardo 1793-1796. Sa data del 28 di aprile 1794 ha un significato profondo di valore storico, in su cammino e in su sabboioso che ha sviluppato sul desiderio della libertà civile e dell'autonomia in s'animo del suo popolo sardo. Segnale mannu, simbolico e culturale
de una situazione in cui tutti os altros hanno chiesto di mostrare unidade contro la soppressione vorana di Franza Duncas Furistera. Cussa die, con l'occhio da commente momento di emozione popolare, so carteddaios in contierra, accompagnano senza violenza, ma con fierezza sarda, so piemontesos, un pare a suo viceré, a San Naves. Tutto gente Furistera che hai alleato possesso desisola, dai gandos Austria, hai cedido sa Sardegna a Savoia, con sottrattados de Londra 1718 e de l'Aia 1720. Pro comprendere mezzo cussa dies, basta deleade in considero che fatto. So piemonteso non fin pro nulla rispettosos desa dignidade desa personas altas, e senza imbolicos e impreu de ateras peraulas, lo chiamaiana molenti, ainos. Sos históricos apporren isamento de una guartina impreada dai so funzionarios de so viceré. Tiri lì, crepino i sardi, noi piemontesi restiamo qui. Tiri là, crepino i sardi, noi piemontesi restiamo qua. So populanos de Carteddu no attrivini per una vura de so bene se chi so piemontesos gargani San Naves. Sos históricos arrelatan che su masellaio Francesco Leccis convinche de s'attruppamento de gente in rebellione hanno iboidate con violenza e occasione de so piemontesos con culta per aulas. Lasciatelos andare, so saldos, magari poveros, no han certo bisogno de sulle damine de so piemontesos. Tutto ischin desa maniera impreata dai sos cartedaios pro distinguere e sedattate so piemontesos. In caso de dubbio, veniat fattos interrogu e verificato se fin capaces de pronunziare in modo perfetto sa parola campitanesa Cigiri. Questa tecnica fu stata praticata in Sicilia a su tempus de sos vespri siciliani 30 de marzo 1282 pro riconoscere so francesos. Ma tornamos alla sa Sardegna. Sa protetta de so carteddaios, a nome de totus os saltos, aia promeria su modo offenditore che virilcato apparizzato a son miliziano saltos, che anno prima aia difeso sia Carteddu sia Sa Maddalena. A s'assedio de quest'ultima vi vinza su giovane Napoleone Bonaparte. Dai sos attaccos de so francesos, desideroso de diffondere sos ideali de libertà rivoluzionaria, cominciata con s'assalto de Sa Bastiglia, su Battogli de Triulas 1789. Attera die nodida che ha dato origine a una vetta nazionale. Senza questa difesa, fatta per onorare su vincolo de fidelità giurata a so Savoia, su feudalesimo in Sardegna, fedeltato il reginato nessi che mantanno sa prima de canto storicamente si è avverato. Ma questa dimostrazione de unidade è servita su popolo saldo quando, leata coscienza, ha compreso la necessità di deve guerrare contro i feudatarios che lo fini umiliente. Contra chi non ha riconosciuto o non ha che fil comprendere su comportamento sincero e impegno leale dei suoi altri. Ha descritto Gerolamo Soggi. Seguendo le indicazioni del viceré Balbiano, le onorificenze militari furono accordate con evidente ingiustizia alle truppe regolari che avevano dato così misera prova di sé. Alla Sardegna, che aveva conservato la dinastia e il regno, venne concessa ben povera cosa. 24 doti da 60 scudi da distribuire ogni anno per sorteggio tra le zitelle povere e l'istituzione di 4 posti gratuiti nel collegio dei nobili di Cagliari, altre simili miserie. Bisogna poi vai dare da soffesa infetta a sosalto da esurè, chi no è bennido incontro a sacchimbe preguntas de sos istamentos. 1. Adunanzia des accortes generales pro trattare argumentos relativos a sos bisognos públicos. 2. Confirma de dotus a legges de tradizione. 3. Riserva de impiego sobre sos saltos. 4. Costituzione de un consiglio del Stato pro miminate su potere ismisurato de su viceré. 5. Nomina de un ministerio pro tener cura de sos affares
de Sardegna in Sagorce de Torino. Sagorce piemontesa, in questa occasione, non riconoscendo la possibilità di esistenza della nazione sarda, risponde palabala Costa Gorda a suo viceré e non a suo ambasciatore sardos. Questo va a commentare a storico Giuseppe Manno, da ambasciatori senza parola erano poi anche riusciti messaggeri senza risposta. In questo contesto rivoluzionario, cachi storico de oe vaedda de uso tempos in modo biconzoso come dies de torbidi, abulottos, sente chi tocca de leggere l'opera di un movimento che vaga si storia con coscienza de popolo e l'obbligo di ventomare due nomenes. Francesco Ignazio Manno, poeta della Marsigliese sarda, sa cantone inno de su patriota sardo a so feudatarios, che comincia con versos meragliaros, procurate moderare, barone sa tirania, chi si nobro vita mia torrate sa pe in terra, declarata è già sa guerra contra de sa prepotenzia, e comincia sa pazienza in su popolo affacciate. E massimamente Gian Maria Angioi, nato a Bono, su 21 de Santo Aini 1751, pigato finza a singarico de zuighe de sa reale udienza, definito dai cacchi il storico su più sfamato martire laico sardo, protagonista di importumanno proso molto antifeudales de su triennio rivoluzionario sardo. Angioi, inviato in su mese del Vreaso 1796 a Tattari come alternos de su viceré, se possa guidare un movimento antifeudale. Giovanni Spano, in una prova storica del su 1875 intitolata La rivoluzione di Bono del 1796 e la spedizione militare, imprentata a Parizzo Sannos, Faghet dai su comune de Bono, regoglie su senso della vicenda già in sa prima pagina de Cristo. Dal 3 febbraio 1796 Angioi fu mandato dal viceré Filippo Vivalda e dagli stamenti sardi, nella qualità di alternos, per sedare i tumulti del capo settentrionale dell'isola, e specialmente del Logudoro, dove più di 40 villaggi si erano confederati per abbattere l'orrendo mostro del feudalesimo. Ma egli, esaminando da vicino le crudeli vessazioni, le sopperchierie dei ministri, che vi mandavano i feudatari, e gli abusi, invece di rappacciare le popolazioni, si diede ad avvalorare le giuste aspirazioni delle medesime per l'emancipazione feudale che da tempo chiedevano. Su un movimento antifeudale condotto dai Angioi e scelto firmato dai Armistizio de Cherasco e dai Sabaghe de Parigi, 1796, tra su Piemonte e sa Francia. S'eroe della rivoluzione nazionale sarda è scelto costretto a fuire in Francia, in ue vivido in esilio, aggiungendo canto saian bisonzu, tanto de si reduire impovesciate. Finza a sa morte, benni da su 23 de su mese de Vreaso 1808, a 57 annos, in peruno camposanto de Parigi e cercata gattalas ad un basua. Considero de importanza manna che o è su popolo sardo, con soggerrato dell'Italia continentale e dedotto su mondo, riconoscono questa die nodida e devesta per aumentare uno dei suoi periodi storici più ricchi di significato e di idealidades. Finzas meda viuso de su 27 de su mese de Vreaso 1948, die aumentata per la pubblicazione che ha riconosciuto il statuto speciale per la Sardegna. Sa lezione di storia non ha imparato chi commenta in cussas dies de su 1794. Sa conquistas e so diritos non benini in dono e si possono ottenere solo con su contributo unitario de su popolo sardo, duncas un pare a tutto su diserrato de Sardegna, che metaforicamente vogliono rappresentare uno dei quattro mori, finalmente senza benda sugli occhi, che compaiono nello stendardo sardo.